ho solo un piccolo problemino che risolverò presto. Senti, sono passate quasi 2 settimane, le tue sensazioni da questo ritiro e poi dalla notizia che affronterete il Cagliari in Coppa Italia il 12 agosto. Sì, sono passate 2 settimane, il gruppo, un bel gruppo, ci stiamo allenando molto bene con serietà e ascoltiamo tutti il nostro staff. Per quanto riguarda il Cagliari non vediamo l'ora di fare questo esordio in Coppa Italia. Senti, si tornerà con ogni probabilità al 4-3-3, tu hai fatto molto bene, devo dire, l'esterno dei 5, come ti senti invece adesso ad approcciare il ruolo di terzino sinistro di nuovo? Sinceramente non ho problemi perché abbiamo uno staff che ci aiuta molto e soprattutto a me mi sta aiutando molto in questo ruolo e quindi non ho problemi per fare di nuovo il terzino. Come ti stai trovando con i nuovi arrivati? Molto bene, sono tutti simpatici, hanno portato una giusta mentalità e sono giocatori forti per questa categoria. Dopo la prima esperienza in Serie B, che obiettivi personali ti poni per il prossimo anno? Gli obiettivi sinceramente ne ho molti ma me li tengo per me stesso. Ecco Giuseppe, hai affrontato il Bologna, hai giocato 45 minuti, come ti sei trovato in campo intanto dopo il primo stop e quali sono state le sensazioni anche nel giocare una partita contro una squadra di Serie A? No, sensazioni erano sensazioni positive da parte mia, a livello fisico sto bene e affrontare il Bologna, c'è sempre una squadra di Serie A, ci ha fatto bene a tutti noi, soprattutto poi per il risultato finale, quindi abbiamo fatto un buon passo per l'inizio della Coppa Italia e poi del campionato. È arrivato il Presidente, cosa vi ha detto quando è arrivato, insomma cosa traspira dal Presidente? No, da parte del Presidente traspira serenità, ci lascia sempre liberi, abbiamo un rapporto molto sincero nei suoi confronti e lui con noi è molto tranquillo, ci tralascia tranquillità. Dove credi di dover crescere per compiere il definitivo salto di qualità? Sotto molti punti di vista secondo me devo crescere, difensivamente è quello che devo migliorare molto, poi per il resto non si smette mai di crescere in questo sport. Come vivi le voci di mercato inerenti a un possibile acquisto di un terzino sinistro? Serenissimo, chi viene, per me non ci sono problemi perché la fortuna che abbiamo noi giocatori in questa squadra è che la società e lo staff ci fa sentire tutti titolari, quindi o una partita o 38 partite le dobbiamo affrontare sempre come finali. Per me se viene un giocatore per la categoria molto forte sono solo che contento per me che posso imparare da lui e per tutta la squadra che ci alza ancora di più l'asticella. Ecco, a proposito di questo, tu in questo momento sei l'unico terzino sinistro in ruolo, abbiamo visto avvicendarsi Ceccaroni insieme a te su quella fascia, ti sta insegnando qualcosa magari Pietro Ceccaroni, dato che lui sa anche fare il centrale molto bene? Sì, molte volte al fine allenamento io e Pietro parliamo, mi dice ciò che devo migliorare, mi dà dei consigli, poi a me piace ascoltare molto ciò che hanno da dirmi i miei compagni perché posso imparare da chiunque. Vabbè, quanto è importante avere uno come Fabio Lucioni invece accanto a voi, soprattutto nella linea difensiva, a guidarvi. Sì, Fabio ci ha portato molta mentalità, è un giocatore molto forte per questa categoria, ma come Fabio ne abbiamo molti altri in difesa che ci tengono la mentalità, a noi giovani, mentalità sempre attenta e positiva. Senti, ti preannuncio che appena arriverete a Palermo, al primo giro in mezzo alla strada, al primo bar in cui entrerai, c'è veramente un sentimento che non si respirava da tanti anni, cioè Palermo, i tifosi del Palermo oggi si aspettano da voi tanto per la prossima stagione. C'è davvero quasi un ottimismo che è rinato, è sbocciato, chissà perché, calciomercato, tante cose. Siete pronti? Avete le spalle abbastanza larghe per affrontare una stagione? Tra l'altro hai visto la campagna abbonamenti sta camminando e anche tanto, per affrontare una stagione con queste pressioni positive. A Palermo ci sono stato ieri e questa cosa l'ho notata sinceramente, però se loro sono con noi, già ho visto la campagna abbonamenti, già siamo a più di 6.000. 9.000? Allora ancora di più, sta andando molto forte, loro saranno il nostro 12° uomo in campo. Per quanto riguarda il campionato noi vogliamo fare un campionato
da protagonisti, vogliamo essere all'altezza di questo campionato. Poi che ci dicono che siamo da promozioni dirette o no, lo lasciamo dire ai giornali, conta il campo.